45 anni fa, giorno più giorno meno, i primi giorni di febbraio, veniva pubblicato un pezzo che poi avrebbe fatto parte degli scritti corsari, l'autore è Pierpaolo Pasolini, una pubblicazione, appunto, un pezzo che si chiama Il vuoto del potere in Italia e parlava proprio dell'involuzione di civiltà della nostra nazione. Quasi a mezzo secolo di distanza ritengo sia un pezzo attualissimo che probabilmente ciascun italiano, ciascun calabrese, parlando poi con chi ci segue più da vicino e quindi ringraziandovi ancora una volta per averci accordato la fiducia, per aver scelto di nuovo il nostro canale che è il 10 su 10, di rileggere queste pagine, perché probabilmente anche in prospettiva rispetto a quelle che sono le crisi di una nazione che cerca e stenta ancora di trovare un'identità e di risolvere le tantissime problematiche che sono all'ordine del giorno. Una nazione, quindi, una nazione a cui partecipa, non sappiamo quanto attivamente, anche la nostra regione, che è la Calabria, che però ha scritto una pagina importante andando ad esercitare il diritto di voto nelle urne, anche se tanti sono stati i calabresi che non si sono recati a votare. Ma quali sono le emergenze di questa nostra terra? Le emergenze sono sempre le stesse, in primis la sanità, poi il lavoro, la fuga dei giovani, tante emergenze e non per ultimi anche quest'ultima emergenza che però è diventata di carattere internazionale, quella relativa al coronavirus. Intanto, prima di lanciare quelli che sono i servizi di questa settimana, diamo spazio ai titoli. 7 in questo numero. Emergenza coronavirus. Anche in Calabria attivata la rete di contenimento e il numero verde. Ma il Ministero sostiene che non siamo pronti. Santelli, primo governatore donna della Calabria e del sud Italia. Ma la sanità? Nuovo caso all'ospedale di Lopera. Istat, PIL pro capite. La Calabria è l'area più povera d'Italia. Questo è il nostro sommario, poi chiaramente tanti saranno i servizi a corredamento di questa puntata di 7. Partiamo con quella che è l'emergenza mondiale, che è quella relativa al coronavirus, perché dalla Regione fanno sapere che è tutto quanto a posto, perché sono stati attivati le reti di contenimento, ma soprattutto un numero verde al quale potersi rivolgere, che noi vogliamo darvi, che è il 1500. Ma intanto però c'è la notizia delle ultime ore che il Ministero, diramando poi una notizia, una nota ufficiale diffusa in lungo e largo per l'Italia, dice che invece la regione che non è pronta ad affrontare questa emergenza è proprio la nostra, la Calabria. Mentre aumenta il numero dei contagi in Cina per il coronavirus, cresce la preoccupazione anche in Italia per la diffusione del nuovo microrganismo. Il Ministero della Salute però ha messo in piedi il sistema di risposta al rischio e la rete è stata attivata. Riunioni, circolari e task force di esperti per fronteggiare l'emergenza. In questo momento c'è un'allerta, legata alla diffusione di un nuovo virus che preoccupa, perché è un virus proveniente dal mondo animale che si è evoluto e adesso ha colpito anche l'uomo. E con la possibilità di propagarsi perché si diffonde da uomo a uomo. I casi sono già molti e sembra, e queste sono fonti anche abbastanza limitate perché provengono dalla Cina, però sembra che le percentuali di mortalità, che è quella che preoccupa molto, sono del 3%. E anche nelle strutture sanitarie calabresi è pronta la rete di contenimento. Ieri si è concluso nella nostra azienda ospedaliera il percorso dall'accoglienza di questi malati al pronto soccorso, dove è prevista una stanza di contenimento proprio per questo tipo di patologie infettive. La diagnostica abbiamo già iniziato la gara, ma la diagnostica la potremo già effettuare la prossima settimana, fermo restando che tutti i campioni devono essere comunque poi confermati e validati dall'Istituto Superiore di Sanità e dallo Spallanzani. Quindi la rete di contenimento di queste infezioni in Italia, che è tra i paesi più all'avanguardia, è già stata attuata. C'è preoccupazione per la diffusione del nuovo virus, del quale si conosce ancora molto poco, ma gli esperti invitano ad evitare inutili allarmismi. Mi sentirei di stare tranquilla sul contenimento, soprattutto nei paesi molto evoluti come il nostro e l'Europa. È chiaro quindi che non bisogna creare inutili allarmismi, però noi abbiamo sentito i responsabili dalla Regione Calabria all'intervista che avete appena ascoltato
Ma d'altronde crea un po' un caso il fatto che invece, secondo il Ministero, non siamo ancora pronti a questo tipo di emergenze. Seguiremo questo caso e ovviamente vi daremo tutte le informazioni necessarie, ma ripetiamo, è inutile creare allarmismi perché non fanno bene a nessuno. Pensate a quanti luoghi di frequentazione pubblica, partendo dalle scuole, quindi dai bambini più piccoli agli uffici, ci sembra perfettamente inutile. Avremo notizie più dettagliate, ve ne daremo nei prossimi ovviamente appuntamenti con la nostra informazione e con i nostri TG. Cambiamo pagina e argomento ovviamente perché si parla di politica. Da pochi giorni si è conclusa quella che è la kermesse, la bagarre elettorale, anche se di bagarre ce n'è stata poca, e parliamo del primo presidente, governatore meglio, donna della Calabria, ma in generale per il centro-sud Italia, è Iole Santelli. È la prima donna a guidare la regione Calabria. Iole Santelli, candidata del centrodestra, ha ottenuto una netta affermazione in tutte e 3 le circoscrizioni. Dopo la lunga notte elettorale, nel corso della quale ha ricevuto anche i complimenti di Silvio Berlusconi, Iole Santelli questa mattina ha incontrato la stampa, accanto a lei Antonio Tajani. 2 le emergenze che da subito si troverà ad affrontare la neopresidente della regione. Non è stato approvato il bilancio di previsione. E a febbraio si prevede una crisi di rifiuti inimmaginabile. Poi ci sono le altre emergenze di questa terra, ad iniziare dalla sanità. Io vorrò incontrare al più presto il ministro Speranza, perché al momento è commissariata e dobbiamo trovare un modello di equilibrio istituzionale fra regione e governo. È essenziale parlare, discutere, trovare delle soluzioni, evitare qualsiasi braccio di ferro. Poi la questione del lavoro. 100.000 disoccupati è il numero della vergogna. Non c'è la bacchetta magica, ci sono però politiche di sviluppo da fare. Politiche di sviluppo è indirizzare i fondi, i pochi fondi che abbiamo realmente sullo sviluppo e sull'impresa. Iole Santelli affronta anche il nodo burocrazia. Non esistono blocchi di potere, è la politica che ci mette la faccia. E allora io credo e mi auguro di trovare disponibilità. So che c'è tanta gente che lavora seriamente per l'amministrazione e al servizio dell'amministrazione regionale. Tutti avranno la possibilità di provarlo, ma chi sbaglia va a casa. Il neogovernatore parla anche di legalità. La Calabria, ha detto, è una terra difficile, per questo prevede per sé una misura sui generis, l'auto-intercettazione. Sarò io a mettere le telecamere e il sistema di videoregistrazione nella mia stanza, nella mia macchina. Chiunque parla con me saprà di essere registrato. Infine un passaggio sulla nuova giunta. I partiti che hanno collaborato alla vittoria hanno il diritto di avere la giusta rappresentanza nella giunta. Mi auguro che con tutti i partiti e le liste si potrà ragionare di un identikit, di un profilo di persone di alto rilievo. Sono andate avanti per tutta la notte le operazioni di scrutinio, in tarda mattinata i risultati definitivi. Iole Santelli ottiene il 55,29%, Pippo Callipo il 30,14%, Francesco Aiello il 7,35% e infine Carlo Tanzi il 7,22%. Per quanto riguarda le liste a sostegno di Iole Santelli, Forza Italia ottiene 5 seggi con il 12,34%, la Lega il 12,25% e 4 seggi. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni il 10,85%, 4 seggi, Iole Santelli presidente 8,45% con 2 seggi e infine l'UDC ottiene il 6,84% con 2 seggi. Per quanto riguarda invece le liste a sostegno di Pippo Callipo, il Partito Democratico conquista 5 seggi con il 15,19% dei consensi. Io resto in Calabria con Pippo Callipo presidente il 7,92% dei voti, pari a 3 seggi.
13 e infine Democratici Progressisti per la Calabria il 6,12% e 2 seggi. Le liste a sostegno di Francesco Aiello, Movimento 5 Stelle ottiene il 6,27%, mentre Liberi di Cambiare Calabria Civica Aiello Presidente l'1,1%. Le liste a sostegno di Carlo Tanzi, Tesoro Calabria il 5,18%, Calabria Libera 0,68%, Calabria Pulita con Carlo Tanzi 0,41%. Ecco i nomi dei neoconsiglieri regionali: per il Collegio Nord, per il centrodestra, Pietro Molinaro per la Lega, Gianluca Gallo e Antonio De Caprio per Forza Italia, Pierluigi Caputo per la lista Santelli Presidente, Giuseppe Graziano per l'UDC, Luca Morrone per Fratelli d'Italia. Per il centrosinistra, Mimmo Bevacqua e Carlo Guccione per il PD, Graziano Di Natale per la lista Io Resto in Calabria e Giuseppe Aieta per DP. Nel Collegio Centro, per il centrodestra, Pietro Raso e Filippo Manciso per la Lega, Domenico Tallini per Forza Italia, Sinibaldo Esposito per CDL, Filippo Pietropaolo per Fratelli d'Italia e Vito Pitero per Santelli Presidente. Per il centrosinistra, Libero Notarangelo, Luigi Tassone per il PD, Francesco Pitero per Io Resto in Calabria e Flora Sculco per DP. Nel Collegio Sud, per il centrodestra, Domenico Creazzo, Giuseppe Neri per Fratelli d'Italia, Giovanni Aruzzolo, Domenico Giannetta per Forza Italia, Nicola Paris per l'UDC, Pietro Crinò per il CDL e Tilde Minasi per la Lega. Per il centrosinistra, Nicola Irto per il PD, Marcello Anastasi per la lista Io Resto in Calabria. Hanno votato 840.563 su 1.895.990 aventi diritto, pari al 44,33%. 20.565 sono state le schede nulle, le schede bianche 6.536, mentre quelle contestate 10. Certo, a leggere i dati sull'astensionismo, sulle schede nulle, su quelle bianche, la riflessione va fatta. Poi, dopodiché, ci sono stati i proclami del neoeletto governatore Santelli, a quale vanno i nostri auguri, ma è chiaro che ora tra un conteggio, un riconteggio, perché di questo si tratta, chi ha vinto, chi non ha vinto, chi farà opposizione, c'è da pensare che immediatamente urge la composizione di una giunta, di una squadra di governo atta a risolvere i problemi atavici della Calabria, quelli urgenti, perché la stessa Santelli dice che per esempio c'è un'emergenza rifiuti che a febbraio si scatenerà, in realtà è già scatenata in tutte quante le città della Calabria, ma poi ha parlato anche di risolvere il problema della sanità. A proposito di questo cambiamo pagina, parlando di sanità parliamo dell'ospedale di Rossano, dove si attende, con urgenza soprattutto, la riapertura del reparto di cardiologia. Un intero comprensorio spera che al più presto venga riaperto il reparto di cardiologia dello SPOC Corigliano Rossano. Decine di migliaia di persone che agli inizi del mese di dicembre hanno appreso che l'unità collocata all'interno del presidio ospedaliero Giannettasio avrebbe smesso di funzionare per carenze igienico-sanitarie. Da quel momento, come avviene spesso in Calabria, è stato un susseguirsi di comunicazioni ufficiali, post sui social e voci incontrollate. Insomma, il solito battage che ha fatto perdere di vista la vera priorità, ossia la riapertura del reparto delle unità di terapia intensiva, non prima di aver concretizzato il restyling e il potenziamento delle strutture. Adesso che la riapertura sembra possibile, sono terminati i lavori al quarto piano del nosocomio, dove sarà ospitato il nuovo reparto, si spera che tutta la struttura sanitaria venga riorganizzata al meglio. La carenza di personale ha portato a utilizzare medici e infermieri provenienti dal plesso chiuso in altre unità che si trovavano sguarnite. Insomma, il rischio è che l'ospedale continui a subire situazioni di vuoto o di surplus di lavoro per gli operatori effettivamente in servizio, con conseguenti e inevitabili disagi per l'utenza. In un grande bacino di utenza rappresentato probabilmente dalla nuova neocittà più grande della Calabria, quella che è Corigliano Rossano, si parla ancora di emergenze rispetto agli ospedali e di un reparto importante come quello di cardiologia. Avete sentito nel servizio che ci sono problemi di igiene, pensando poi ad affrontare delle urgenze, delle emergenze come in questo caso, viene un po' da rabbrividire. Manca tanto personale, parlando di medici, di paramedici, quindi di OS, ma anche del personale che serve a sbrigare le pratiche amministrative. Ci siamo occupati anche dei licenziati della SEAT a Cosenza, quindi questa è la situazione tragica della sanità in Calabria. Ma facendo un viaggio da nord a sud e spostandoci all'Ocri, ci chiediamo se è un nuovo caso di malasanità, sì o no.
Una denuncia è stata presentata dai familiari di Giuseppe Amante, il 66enne di Bovalino, morto dopo un malore protrattosi per diverse settimane, presumibilmente non diagnosticato in tempo. L'uomo aveva accusato nelle settimane scorse vomito e forti giramenti di testa, sintomi che lo hanno indotto, dopo aver constatato che non c'era miglioramento, a chiedere soccorso all'ospedale di Locri. Ricoverato nel reparto di medicina, l'uomo si è progressivamente aggravato fino a quando i sanitari di Locri hanno deciso il trasferimento all'ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Qui l'amara scoperta: Amante era stato colpito da un'ischemia cerebrale, secondo quanto denunciato dai familiari, non diagnosticata a Locri. Nella città dello Stretto l'uomo è entrato in coma e dopo qualche ora è espirato, un'autentica tragedia che comprende l'atroce dubbio che non tutto sia stato fatto per accertare di cosa soffrisse il 66enne bovalinese. Fino a dicembre godeva di ottima salute, ricordano i familiari, che divorati dal sospetto che ci sia stato un comportamento negligente, come peraltro riportano alcune testate online, non sarebbe stata fatta nemmeno una radiografia, chiedono all'autorità giudiziaria di accertare la verità. Vicini al dolore della famiglia, aspettiamo ovviamente di conoscere quelle che possono essere le notizie, le novità relativamente al decesso di questa persona. Intanto questa è la situazione della sanità, che è legata indubbiamente a stretto filo a un ragionamento che bisogna fare sul lavoro. Cambiando pagina, parliamo di lavoro e il ragionamento sul lavoro non è certamente meglio. Pensate che c'è una protesta, e rimaniamo anche in ambito sanitario, degli RSA a Panettieri. A rischio ci sono 20 posti di lavoro. Gli striscioni della protesta in piazza 11 settembre a Cosenza sono i dipendenti di una casa di cura di Panettieri, 20 famiglie da oggi senza lavoro, l'indice puntato sulla burocrazia regionale. È a rischio il budget che ci assicurava di mantenere il posto di lavoro fino a quando non abbiamo un accredito, perché la nostra nuova società ha chiesto un accredito alla regione, ma i tempi sono lunghi. Noi stiamo andando avanti con questo budget, ma da quanto abbiamo capito questa volta ce l'hanno sospeso, mentre altri l'hanno avuto, quindi noi siamo già fuori, noi da oggi non lavoriamo più. Famiglie monoreddito che negli anni si sono tenuti stretti il posto di lavoro nonostante i problemi e tanti sacrifici. Se si perde il lavoro si perde tutto. Lei da quanto tempo lavorava in questa struttura? 10 anni. 10 anni tra alti e bassi, perché c'è stata una società prima che praticamente non ci ha pagato, non ci pagava. Negli ultimi tempi 2 stipendi all'anno. Però, nonostante tutto, siamo andati avanti. Sembrava tutto risolto, finalmente conquistata la serenità ed invece la doccia fredda di ritrovarsi fuori dalla struttura sanitaria. Sicuramente verrebbe a mancare la sicurezza dello stipendio che finalmente con questa nuova società arriva puntuale, quindi come dicevamo le famiglie monoreddito sarebbero private di qualsiasi forma di sostentamento. Quanti anziani ci sono nella casa di riposo? Allora, la casa di riposo è autorizzata a 15 posti. Un'avvertenza che coinvolge ben 4 paesi: Panettieri, Bianchi, Carlopoli e Scigliano, i cui sindaci in fascia tricolore sono stati ricevuti stamattina in prefettura, un tavolo tecnico al fine di risolvere il problema. Chiaro è che a questo punto questo chiarimento, questo scambio di documenti, approvazione o meno, che esiste tra il commissario Cotticelli alla sanità in Calabria e il Ministero urge di essere risolto, perché sono tanti problemi sul tavolo, ma quotidianamente registriamo semplicemente proteste perché c'è troppa gente che continua ad attendere instancabilmente, forse, delle risposte che però non arrivano. Sempre di proteste legate al lavoro parliamo e ci spostiamo di poco, perché arriviamo ad Acri, sempre in provincia di Cosenza, con lo stato di agitazione dei lavoratori Green Power. Ad Acri il sit-in dei lavoratori di Enel Green Power, massiccia l'adesione alla prima giornata di sciopero indetta dai sindacati, una mobilitazione decisa dopo gli incontri con i vertici aziendali che non hanno sortito gli effetti sperati. L'azienda è da tempo che sta abbandonando impianti e territorio, non garantisce i congrui livelli occupazionali rispetto alle attività che dovrebbero
avvenire sul territorio. Preoccupa poi l'esternalizzazione dell'attività di guardadighe, una decisione che secondo i sindacati rischierebbe di mettere in gioco la sicurezza di un intero territorio. Questa azienda da tempo ha messo in campo un'esternalizzazione che per noi è inaccettabile, quindi chiediamo all'azienda assolutamente di ritornare sui suoi passi e ripristinare il presidio e il controllo delle dighe con personale diretto e qualificato. Questa è la prima delle 4 giornate di sciopero programmate dai sindacati che all'azienda chiedono impegni concreti. E per Acri chiediamo le assunzioni che avevamo concordato al tavolo delle trattative, che erano, ricordiamo, 8 assunzioni, e allo stesso tempo anche gli investimenti che puntualmente su Acri ogni volta vengono promesse e programmate e poi puntualmente vengono smentite e allontanate. Lavoratori e sindacati chiedono dunque la riapertura di un tavolo di confronto su tutte le tematiche sollevate, una vertenza che coinvolge l'intero territorio. Scriveremo al ministro competente perché affronti in maniera seria, con dati oggettivi alla mano, la questione dei dipendenti dell'Enel di Acri. Noi non lasceremo nulla al caso, coinvolgeremo tutta la città di Acri e fisseremo un incontro con i vertici dell'Enel a Roma. A sostenere le ragioni della protesta anche il neoeletto consigliere regionale Pietro Molinaro. Il lavoro dell'idroelettrico in Calabria è molto importante, siamo una regione che esportiamo energia pulita, abbiamo 3 laghi importanti in Sila che danno questo prodotto, diciamo, importantissimo che è l'acqua per produrre energia, ma serve anche per il potabile e per l'agricoltura, ma significa rivedere le convenzioni. Insomma, noi l'abbiamo detto in tempi non sospetti che la Calabria non si può permettere di ricavare le briciole da questo patrimonio immenso che è l'acqua. I rischi sempre perenni, storici, delle attività predatorie nei territori del sud da parte dei colossi dell'economia e della finanza nazionale e internazionale, perché poi prendono quindi queste convenzioni da rivedere relativamente ad una regione che è sempre più isolata dal punto di vista politico, senza più difensori a sostenere quelle che sono delle cause poi giustissime. Altro argomento importante e scottante in settimana è quello relativo ai 3.500 lavoratori degli Abramo Call Center, perché rischiano, a causa di una disdetta da parte di Telecom, di veder vanificato tutto quanto il loro sforzo e un buon lavoro, tra altre cose, che hanno sempre condotto, perché è chiaro che arrivato a un certo punto non si può pensare di decidere di mandare per strada d'improvviso 3.500 lavoratori. Continueremo a seguire il caso e chiaramente ne daremo informazione nei prossimi numeri del nostro TG. Chiudiamo con una notizia che purtroppo non è positiva, perché arriva da Istat e si parla del PIL pro capite. La Calabria è l'area più povera d'Italia. La Calabria si conferma l'area più povera del paese, emerge dall'ultimo report dei conti economici territoriali tra il 2016 e il 2018 pubblicato dall'Ufficio Studi dell'Istat, e così il PIL pro capite vede in cima alla graduatoria l'area del nord-ovest con un valore in termini nominali di oltre 36.000 euro, quasi il doppio di quello del mezzogiorno, pari a circa 19.000 euro annui. Cresce dunque il divario tra l'area più ricca del paese e il sud, e la Calabria è fanalino di coda su diversi parametri: la flessione del prodotto interno lordo, indice che misura il livello di ricchezza di un territorio, che segna meno 0,8%, e ancora la capacità di spesa delle famiglie, dove la Calabria registra un tasso ancora più basso della media nazionale, visto che in un anno segna appena lo 0,41%, e poi il PIL pro capite con 17.000 euro, il valore più basso a livello nazionale. La Calabria però rimane in testa alle classifiche per lavoro nero e irregolare, è la regione in cui il peso dell'economia sommersa e illegale è massimo, con il 21,8% del valore aggiunto complessivo. Siamo giunti al termine, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Questo ovviamente è Seven, il settimanale di informazione prodotto da TEN. Un ringraziamento va alla redazione giornalistica, ad Attilio Tabato, tutti quanti, ma al nostro regista che è Luca Chito. Non cambiate canale, questo è il 10 TEN, il canale dell'informazione. Alla prossima!